Innanzitutto vi ringrazio per avermi coinvolta, per me è un piacere oltre che un onore. Nella mia brevissima presentazione ci tenevo a darvi un contesto generale di quelle che sono le opportunità per il settore dei calzatorieri e dei calzolai a livello europeo e anche entrare un pochino più nel dettaglio di quelle che sono alcuni testi legislativi e non legislativi di particolare rilevanza per il settore. Andrei direttamente al contesto generale, alcuni dati sul settore moda in Europa. Innanzitutto il settore moda in Europa si posiziona al quarto posto per il maggiore impatto sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di consumo di prodotti tessili, al terzo posto per il maggior utilizzo dell'acqua e del suolo e al quinto posto per uso di materie prime primarie e emissioni di gas a effetto serra. Tenete presente che ogni cittadino europeo butta via ogni anno circa 11 kg di prodotti tessili e nel mondo ogni secondo l'equivalente di un camion di prodotti tessili viene collocato in una discarica o in un inceneritore. Negli ultimi, diciamo nei 15 anni che vanno dal 2000 al 2015, la produzione mondiale dei prodotti tessili è raddoppiata e si stima che nei prossimi anni possa toccare addirittura il 65%. Il settore tessile dà lavoro a oltre 1,5 milioni di persone e in oltre 160.000 imprese, con un fatturato che, dati del 2019, si posizionano intorno ai 162 miliardi. Questo contesto generale, diciamo, è necessario per poter poi, scusate, passare a quello che è il quadro normativo europeo, perché la Commissione europea decide di legiferare in termini così specifici su questo settore. Beh, uno dei motivi principali è il fatto che il tessile è la principale catena del valore del prodotto e richiede quindi un'azione urgente in questo senso da parte della Commissione europea. E da qui la scelta nel 2020 di lanciare un piano d'azione per l'economia circolare che illustra la visione della Commissione europea e quindi le azioni chiave della Commissione europea in termini di potenziamento dei prodotti sostenibili e responsabilizzazione dei consumatori verso una transizione verde, delle azioni chiave da intraprendere per rendere i prodotti tessili più sostenibili e una progettazione dei prodotti sostenibili. Questo piano d'azione per l'economia circolare al suo interno vede poi negli anni successivi la pubblicazione di diverse proposte legislative e non legislative. La prima nel marzo del 2022 è quella sulla strategia europea per i prodotti tessili sostenibili e circolari, e vedremo poi nel dettaglio. Poi successivamente la proposta di regolamento per la progettazione compatibile dei prodotti sostenibili, anche conosciuta come ecodesign, e poi la più recente, la proposta di direttiva per la riparazione dei beni. In realtà oltre a queste ce ne saranno altre, lo vedremo al termine della mia presentazione, ma queste sono sicuramente quelle che attualmente sono sul piano e sono di maggiore interesse per il settore. Obiettivo che si fissa la Commissione europea è quello di arrivare entro il 2030 a rendere i prodotti tessili sul mercato dell'Unione Europea durevoli e riciclabili o comunque prodotti con materiali riciclabili, privi di sostanze pericolose e che rispettino l'ambiente e il diritto sociale. Più nel dettaglio per quanto riguarda la strategia europea dei prodotti sostenibili e circolari. Come vi dicevo, è stata lanciata dalla Commissione europea a marzo del 2022. Si tratta di una strategia, quindi non è un atto legislativo, non ha un valore vincolante, ma ha come obiettivo quello di dare delle chiare indicazioni diciamo, agli operatori del settore, scusate, con degli obiettivi da raggiungere e quindi le azioni che sono state inserite all'interno di questa strategia sono delle azioni che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti e che vanno nella direzione appunto di sostenere quella che voi avrete sicuramente sentito parlare, la transizione twin, quindi la transizione verde digitale. Quindi nella strategia la Commissione europea parla di nuovi requisiti per la progettazione dei prodotti sostenibili, un passaporto digitale dei prodotti, dei controlli rigorosi sul greenwashing e delle azioni mirate per affrontare il rilascio accidentale di microplastiche, una
responsabilità estesa del produttore, quindi l'applicazione di questo principio, che poi si collega a tutto quello che è l'azione fatta a livello nazionale, ma che vi racconterà sicuramente la collega, e il sostegno alla ricerca e all'innovazione. Nei giorni scorsi avrete sicuramente sentito parlare dell'approvazione, ancora una volta, di questa strategia europea dei prodotti tessili sostenibili, ma in realtà si tratta della relazione che è stata approvata all'interno del Parlamento europeo, collegata a questa strategia, e che è stata approvata giovedì scorso, e all'interno della quale noi come Confartigianato siamo riusciti a dare un ulteriore contributo per rafforzare quella che erano già i punti di azione presentati dalla Commissione europea. In cosa consiste il contributo che Confartigianato è riuscito, diciamo, a dare all'interno di questa proposta? Innanzitutto un risalto del ruolo dei sarti, dei calzolai e delle pulitintolavanderie e dei servizi di manutenzione. Centralità delle micro e piccole imprese nella filiera di produzione, un recupero e un riutilizzo dei rifiuti tessili, l'istituzione dei Textile Hubs, gli obblighi proporzionati ed ugualmente distribuiti in applicazione al principio della responsabilità estesa del produttore, e un rafforzamento delle misure di sorveglianza del mercato interno. Come vedete e come vedrete anche nei provvedimenti successivi, l'attività e l'azione che viene fatta da Confartigianato a livello europeo cerca di essere sempre in linea con quello che poi viene fatto a livello nazionale, anche perché questo tipo di provvedimenti, allorché comunque la strategia europea non sia un atto legislativo, comunque avrà poi una ricaduta a livello nazionale, quindi è importante che ci sia una continuità nelle azioni. Per quanto riguarda invece la proposta di regolamento sull'ecodesign, quindi sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, anche questa è stata presentata nel 2022 dalla Commissione europea. Attualmente si trova in un punto dell'iter legislativo in cui il Consiglio, che è uno dei 3 organi a livello europeo, ha già elaborato la propria posizione, ha già licenziato la propria posizione, mentre in termini di posizione all'interno del Parlamento siamo in una fase di analisi dei compromessi, di definizione degli emendamenti di compromesso. Per darvi qualche elemento più specifico di questa proposta di regolamento, cosa introduce o cosa, diciamo, introdurrà. Nuovi requisiti di progettazione, quindi i prodotti dovranno essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili ed efficienti dal punto di vista energetico. Un'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, che riprende un po' il discorso che facevamo prima sulla strategia europea dei prodotti tessili, quindi delle specifiche informazioni sui prodotti per facilitarne la riparazione, la manutenzione e la tracciabilità lungo tutta la filiera, e arrestare la distribuzione dei beni di consumo invenduti e quindi sensibilizzare maggiormente il consumatore nel prediligere la riparazione e il riutilizzo dei prodotti. Un po' quello che diceva prima Andrea, siamo passati da un ventennio dove bisognava sostituire direttamente il prodotto quando non funzionava più o quando era rotto. Ecco, oggi la Commissione europea va nella direzione di sensibilizzare maggiormente il consumatore nel prediligere appunto la riparazione, e l'identificazione di gruppi di prodotti prioritari, quindi delle specifiche consultazioni e delle collaborazioni con le parti interessate riunite in dei forum sulla progettazione ecocompatibile, per capire effettivamente quali siano i gruppi prioritari sui quali bisogna iniziare a legiferare e partire nell'introdurre appunto questo passaporto digitale. Mi sono frizzata? No, mi sentite? Ti sentiamo. È bloccata la presentazione. La presentazione si è fermata. Sì, scusatemi, provo a interrompere e rientro solo per... Vai. È il minimo vista la diretta da Bruxelles. Sì, perché non va avanti? Scusate, Porto digitale. Esatto, dobbiamo ancora... Che richiama l'etichetta, voi sapete, forse ve lo ricordate, ma in Veneto abbiamo lavorato per diversi anni all'etichetta parlante, che oggettivamente era un passaporto digitale, perché dentro al QR code piuttosto che all'NFT, cioè quelle tesserine che rispondono ai telefonini,
si mettevano dentro tutte delle informazioni, però certificate da un ente di certificazione dell'Union Camere che si chiamava TF. Faccio così. Eccolo qua. Faccio così, non so se riuscite a vederlo lo stesso, ma se lo Sì, metto sì. in schermo pieno credo si blocchi di nuovo, quindi La se non è vediamo troppo piccolo. piccola, ma poi ce le manderai, basta che ti faccia. Oh, Ah, riproviamo, se si blocca ritorniamo indietro. adesso ho Il ridotto nostro, me e ingrandito lei, vai. Ok, il nostro contributo invece su questa proposta di regolamento, come Confartigianato, abbiamo chiesto un'esenzione dei prodotti realizzati su misura dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento, un accesso più agevole ai finanziamenti e agli strumenti di incentivazione per le micro e piccole e medie imprese, una metodologia chiara per la definizione dei gruppi prioritari che dovranno essere regolamentati per primi. In questo senso noi abbiamo proposto di partire dal prodotto, dalla materia prima e non dal prodotto finale, e un impiego, scusatemi, del passaporto digitale dei prodotti in modo semplice, agevole, non aggravando le imprese di ulteriori oneri burocratici. Per quanto riguarda invece la proposta di direttiva per la riparazione dei beni, è una proposta di direttiva che è stata pubblicata nelle scorse settimane, il mese scorso, da parte della Commissione europea. L'iter non è ancora, diciamo, ufficialmente partito a pieno regime, ma quello che viene proposto dalla Commissione europea in questa proposta di direttiva è quella di introdurre un nuovo diritto alla riparazione per i consumatori nell'ambito di una garanzia legale che sia al di là della garanzia normale, e l'obbligo dei produttori di informare i consumatori, una piattaforma online per la riparazione che consenta poi uno scambio di informazioni, un modulo europeo di informazione sulla riparazione e l'elaborazione di una norma di qualità europea per i servizi di riparazione. Considerate che attualmente questa proposta di direttiva per la riparazione dei beni è più focalizzata su quello che sono i settori, diciamo, elettronici e elettrodomestici e così via. Non è ancora, non si è pensato a un diritto alla riparazione specifico per i prodotti tessili, però è vero anche che se si inizia a parlare di questo tipo di principio, ovviamente stimola e si suggerisce al consumatore un approccio diverso. Alcune considerazioni su questa proposta sono sicuramente quelle che riguardano la formulazione generica e ampia dell'ambito di applicazione della futura direttiva. Un opportuno coordinamento con gli altri testi europei è necessario, in modo tale che non ci siano delle sovrapposizioni o che non ci siano degli ulteriori oneri anche dal punto di vista legislativo, e la valorizzazione della qualità legata al prodotto artigianale, perché ovviamente, come vi dicevo prima, il fatto che ci sia una direttiva che va nella direzione di stimolare il consumatore verso la riparazione vuol dire anche valorizzare la qualità legata al prodotto artigianale, perché il prodotto artigianale è sicuramente di qualità migliore e più duraturo, e un recupero e la riparabilità dei prodotti. Vado in conclusione. Cosa succede adesso? Vi ho elencato qui alcune delle proposte recenti e future di cui sentirete parlare e che avranno poi una ricaduta a livello nazionale. Considerate che quelle di cui vi ho parlato adesso, al netto della strategia europea per il tessile che è già in vigore, ma che, come vi dicevo, non ha potere cogente, e le altre verranno approvate da qua entro la fine dell'anno presumibilmente, o comunque entro la fine del mandato politico di questa commissione, che si conclude l'anno prossimo, e poi dovrebbero presumibilmente entrare in vigore da qui a 2 anni. Per quanto riguarda le proposte recenti e invece future che ci sono attualmente sul tavolo, c'è una proposta di direttiva sulle dichiarazioni verdi che è stata pubblicata il 22 marzo, una revisione della direttiva quadro sui rifiuti, che è prevista la pubblicazione nel secondo trimestre del 2023, una proposta per la riduzione del rilascio delle microplastiche nell'ambiente, anche questa prevista nelle prossime settimane come pubblicazione, la revisione anche del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, che dovrebbe essere pubblicata entro la fine di quest'anno, una revisione dei criteri di attribuzione del marchio Ecolabel, che è prevista per l'anno prossimo, e poi la revisione del regolamento REACH sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.